Promuovere lo studio delle tradizioni, della cultura e del dialetto siciliano tra i banchi di scuola. È l'obiettivo del progetto Non Solo Mizzica, il siciliano, la lingua di un popolo, giunto alla seconda edizione grazie a un nuovo finanziamento di 500.000 euro della Regione Siciliana per il biennio 2025-2026. L'Assessorato regionale dell'istruzione e formazione professionale ha emanato una circolare destinata agli istituti scolastici con sede in Sicilia. Sono due le tipologie di finanziamento per iniziative curriculari ed extracurriculari da realizzare nelle scuole. Le azioni di tipo A, che riguardano gli istituti di ogni ordine e grado, da finanziare con un importo massimo di 5.000 euro ciascuna. Quelle di tipo B, destinate ai progetti di partenariato tra istituti superiori con un liceo coreutico-musicale nel ruolo di capofila, per un costo massimo finanziabile di 40.000 euro ciascuno. Con questa iniziativa, sottolinea l'assessore Mimmo Turano, diamo ai nostri studenti l'opportunità di conoscere le tradizioni linguistiche e culturali della nostra terra. Sostenere percorsi di studio della lingua siciliana significa contribuire a fare memoria, tramandare conoscenza e riscoprire un patrimonio culturale unico, straordinario e dalle radici antiche. Le attività potranno riguardare, tra l'altro, studi e ricerche sui dialetti locali, anche in collaborazione con università, centri di ricerca, associazioni culturali ed esperti, poesie, detti, canti, nenie, filastrocche, cunti, secondo i diversi codici espressivi, fonici uditivi, visivo-gestuali. Incontri e giornate studio organizzati anche in forma aggregata tra più scuole. Meta finale, anche nella seconda edizione, sarà una manifestazione pubblica con artisti siciliani, personalità del mondo della cultura e dello spettacolo in veste di testimonial.